un'illusione. Niente da inventare, niente da maledire, che l'amore sia amore, non un morto per sumare, e fidarsi al sesso e buttare i sentimenti in fondo al cesso. Che la tua non sia una sfida, un dovere tale, un insulto al verbo male. Sesso, una frase senza nesso, forse un compromesso, per chi è già stato fatto fesso, senza mai invecchiare, con rimorso per tutore, fare finta di cambiare, mentre resta tutto uguale, e affidarsi al sesso, e buttare i sentimenti in fondo al cesso. Le vostre mani sia vita, che io schiavo non sia una squallida idea, che quel vento non sia la chiave di tutto. È vero che mi sa da me, ma
Proviamo le mani a tempo. Za, 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 za. Za, 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 za. Allora proviamo la voce al mio 3. Gridiamo mamma mia Alfredo. Pronto? Dovevo già farlo. Mamma mia Alfredo. Sentito il vino che Ma allora, ma che spettacolo, ma che bello! Beh, a parte questo buco centrale che spero che riusciate a colmare il prima possibile, no? Cioè, allora, adesso vi mettete tutti quanti così, pronti per partire. Io salirò sul palco al mio 3. Tutti sotto il palco, mamma mia, ce la farò? Sarà dura. Ah, eccolo qua. Avevo detto al 3 comunque. A mappa di questi me li sono già fatti tutti, oh. Un lavorone. Quali sono invece quelli nuovi? Sulle mani dei nuovi! Hanno una paura. Non sanno che gli aspetta, Se sono messi proprio con le chiappe sicuro laggiù in fondo. Vengo a trovarvi pure lì, Non abbiate paura. Beh, direi intanto voglio ringraziare Paolo perché ha tirato fuori una macchina spettacolare, veramente, quella di Elvis, the Pelvis in the Memphis, E facciamo un applauso! Che lusso, che lusso. Allora adesso, visto che siamo vicini al mare, cosa dite? Qua però la dobbiamo fare bene, perché guardate, siamo tantissimi. Io farei proprio una divisione a partire così, qui, questa linea immaginaria. Tutti quelli alla mia destra devono riprodurmi esattamente il rumore che fa l'onda del mare quando si infrange nell'arenile. Avete presente? Ok? Vai! Molto bene, molto bene. Per voi invece un compito un po' più arduo. Vi ho osservato attentamente e ho visto delle facce più colte rispetto a loro e quindi ho detto do a loro questo incarico. Quindi voi mi dovete riprodurre esattamente il rumore che fa il mare quando si ritira dal mare stesso e rientra nell'arenile, anzi si ritira dall'arenile e rientra nel mare stesso, ok? Una sorta di risucchio. La signora ha detto mamma mia, il risucchio, cioè, è la mia specialità, cioè, che mi perdo su un bicchiere d'acqua così, ok. Allora proviamo a sentire, vai! Qualcuno deve sedersi di là, ok? E riproviamo ancora esattamente, vai! Qualcuno si sta veramente impegnando tantissimo. E beh, allora qui nella zona siete tutti più o meno autoctoni. Quali sono gli autoctoni qui? Veneziani, trevigiani? Vediamo gli esolani? Ok, una bella nutrita compagnia. Allora, per voi che siete autoctoni, io sto ricercando quel suono che fa esattamente quando degustate quel piatto tipico vostro che si chiama il bovoetto. Signora, ok. Allora, il bovoetto, ok? Che fa esattamente. Adesso vanno battuto. Provate voi? No, fa il bovoetto. L'onda, vai, prova. Bravissimi, siamo pari. Allora manca solo un ultimo oggetto e poi possiamo partire con questa canzone.
A me capita raramente di venire in spiaggia, quando ci vengo arrivo sempre molto tardi, 18:30, 19, o quando mi sto sul più bello che mi sto rilassando, oh, non arriva il volatile tipico della vostra zona, La signora, ha studiato ornitologia, scusi. Ah, l'ha vista, ok. Ok, allora, riuscite a riprodurmi esattamente tutti insieme, adesso che l'unione fa la forza, riprodurmi esattamente il suono del gabbiano? Proviamo un attimo, vai! Più vocali che pensavo. Allora shakeriamo il tutto, onda onda gabbiano, vai! Aiutatemi anche con l'ausilio degli arti superiori, vai! Fatemi un bel applauso, siete stati fantastici. Immense da sola te, spiagge già vissute, amate poi per
Grazie. Grazie! Mamma mia. Allora, ma quanti sono i sorcini amanti di Renato Zero? Fatemi vedere le mani. Mamma mia, siamo un esercito veramente colossale. Ovunque vai, sorcini che trovi. Fantastico. Allora adesso voglio fare una dedica particolare all'amore. Va bene? Siete d'accordo? Allora vi faccio una domanda così molto semplice. Quanti di voi sono innamorati? Una fatica, cioè. Mamma mia, ho visto proprio peggio dell'esame di maturità. Cioè che poi ho visto le coppie sono quelle che mi hanno spaventato, cioè ha detto e metti che lei non la alza la mano, che figura faccio? Cioè erano proprio lì, lei si è grattugiata i capelli, lui l'orecchio, insomma alla fine si sono accompagnati. Va bene, ne faccio una, e comunque secondo me un sacco di bugie dite voi, e ve ne faccio una un po' più semplice perché siamo in vacanza, non dovete impegnare il cervello. Quanti di voi hanno tradito? Oh, sono tutte e due con te queste, non volevo dire, sono le uniche che hanno alzato la mano. Cioè, promette bene? Comunque, più contabile del prima. Ho una piazza intera, tutti che guardavano così. Nessuno che ha avuto il coraggio di affrontare questa risposta. Non importa. Allora facciamo così, io l'amore la volevo fare e la dedico comunque all'amore in senso lato, a questo amore che vola libero, che può andare dove vuole, l'amore è magia, quindi non è necessariamente rivolto al tuo partner, alla tua partner, quindi qui è l'amore. Uno può avere l'amore per il cane, per la propria macchina, per la propria casa, per una pianta, quindi questa canzone la dedichiamo all'amore. Sboccia un fiore malgrado nessuno la natura, mentre la fila in seguito a morire andrà. Il poeta si strugge a ricordo di una poesia. Questo tempo affamato consuma la mia allegria. Canto e piango pensando che un uomo si butta via
questa vita vi sfugge se tu non la prenderai. Se qualcuno sorride, tu non tradirlo mai. La speranza, una musica antica, è un motivo in più. Canterai e ballerai insieme a me tu. Lo vuoi tu? Sveleremo al nemico quel poco di lealtà. Ma soprattutto insegneremo il perdono a chi dimenticare non sa. La paura che senti è la stessa che provo io. Canterai, piangerai insieme a me, fratello mio. Più su. Al pianoforte l'amico, il maestro Filippo Segato. Vi siete fatti un pianti, siete proprio sorcine di OCG voi, eh? Davvero no? Meno cipolla per la signora. Allora, dico, quanti proprio sorcini di OCG, proprio quelli che, non tantissimi, cioè proprio quelli che hanno il tatuaggio sotto al seno, sulla chiappa, un po' meno, sulla coscia. Ok, allora adesso vi faccio l'ultima canzone triste e poi dopo sciaboliamo. Allora dico ai signori che sono messi in seconda, terza fila, non vi multano se venite dentro, ok? Potete venire qui e riempire questa parte. È bello vedervi così ad anfiteatro, sì, però insomma, se volete. Chi è che ha fatto una puzzetta là in centro? Scusate. Vedo che. Dai, venite un po' più in qua, un passetto avanti anche voi, dai, 3 passi lunghi, voi ben distesi. 1, 2, 3, vai, venite anche voi, venite. Guarda, io il massimo che riesco a sputare è 1,5 metri. Siete al sicuro. Va bene, allora adesso vi faccio una canzone che è un po' furba, perché questa è una canzone che voi delle volte vi mettete a cantare il ritornello, non sapete manco che dite. Pensate, parte in accordo minore e pone una tristezza come giusto, ok? Però poi quando apre nell'accordo maggiore tutti pronunciano bella la vita che se ne va, che non ha molto senso se andiamo ad analizzare la frase. Però Renato Zero anche in questo è stato un precursore, perché in molte parti del mondo quando una persona se ne passa a miglior vita si fa una grande festa per ricordare quello che di buono ha fatto in questa terra. Speriamo che questa tradizione arrivi presto anche da noi. Andiamo. Strada
Allora adesso abbiamo finito con le lacrime, adesso incominciamo a divertirci, che dite? Avete voglia di ballare? Arriva lui, bello bello, si pensa a lui, stai tranquillo. Allora dai, allora, per un attimo, come per magia, vi solleverete, vi sentirete più leggeri. Un vento in poppa. Siamo pronti? Tutte le mani! Sì! Oh yeah! Davadi, davada! Oh! Tutte le mani! Wow! Allora incominciamo a fare un balletto, quelli di qua vanno di là, quelli di là vanno di qua, quelli seduti vanno in piedi, dai che scambiamo un po' di energie, c'è bisogno di un'energia nuova, arrivo da voi, pronti? Mi vuoi, perché mi vuoi, quanto mi vuoi, perché mi vuoi, quanto mi vuoi, sforzatevi, fate finta di divertirvi, dai. Perché mi vuoi, quanto mi vuoi.
legno, è un'altra egoista arriva. Ma mi è sembrato che anche tu a lui scudo, guarda, sono impenetrabili. Seguimi, mani al cielo! Dai che voglio vedervi ballare come non ci fosse un domani. Vai! Donna, manchi tu nell'aria, manca tu la mano. Non t'avevo di col capello. Che lavora piano. Non tenermi troppo forte, Anche a questa bocca, che cibo più non tocca. Oh, le mani! È sempre questa storia. Anche voi! Che lei la chiamo Gloria. Gloria sui tuoi fianchi! Gloria sui tuoi fianchi. La mattina nasce il sole. Entra odio ed esce amore. Entra odio ed esce amore. Da 9 gradi. La voce! 1, 2, 3. Gloria. Manchi tu nell'aria. Manchi come il sale. Manchi come il sale. Manchi più del sole. Sciogli questa neve! Sciogli questa neve! Che soffoca il mio petto! Ti aspetto Gloria! Di nuovo, Gloria! Chiesa di campagna! Chiesa di campagna! Acqua nel deserto! Acqua nel deserto! Nasen che non si suga! Lascio per il cuore! Nasen che non va via! Senza fare rumore! Dai gradini di un altare! Alzami, alzami, dai! Tocca! Pronti! Manchi tu, manchi come sale! Manchi più del sole! Manchi come sole! Sciogli questa neve! Non era questa, era sì, però bella voce, estensione. C'è di dormire con la memoria torna. Ma ce la fate a mettere tutte le mani al cielo? Allora, e chi non batte le mani basta solo minacciarmi, non sapete che dire cosa succederà. E chi non batte le mani per chi respira rabbia, per me che senza gloria, per me che senza gloria, contenuta sul divano.
manchi come sale, manchi come sale, manchi più del sole, manchi più del sole, sciogli questa neve, sciogli questa neve. Baci da un minuto tu, non ne dai, dai, attenzione il ritornello sarà apoteosi, ricordatevi, un po' di follia, quanto basta perché tu, come lei, bevi da subito la saputa, sì, fai l'amore tu, canterò, pronti? forse una canzone canterò, camminando spegnerò, Chi sta sognando più di me, al mondo siamo io e ragazza triste, canterò, la pioggia perché venga, il vento che si calmi un po', il cielo perché si calmi blu e mi sorrida prova tu, prova. Mai trovato uno con la lingua così veloce. Aspetta che qui hanno bisogno un po' di... Avete bisogno di una mano con i poteri che mi sono stati conferiti? Alzati e cammina. Alzati e cammina. Alzati e cammina. Si ricomincia! Secondo ritornello, vai! Chi sta sognando più di me? Al mondo siamo io e te! Ragazza triste! La pioggia perché venga, il vento che si calmi un po', il cielo perché sia blu e mi sorrida più. Se per caso cadesse il mondo io mi sposto un po' più in là. Sono un cuore vagabondo che di regole non ne ha. La mia vita è una roulette, i miei numeri tu li sai, il mio corpo è una moquette dove tu ti addormenterai. Ma girando la mia terra io mi sono convinta che non c'è odio, non c'è guerra quando a letto l'amore c'è. Come è bello far l'amore da Trieste, come è bello far l'amore. Io sono pronto. Tanti auguri a chi tanti Mattia, tanti auguri di campagne di città. Com'è bello far l'amore da Trieste, l'importante è farlo sempre con che voglia tu. E se ti lascia lo sai che si fa, trovi un altro più bello che problemi non ha. Balletto, vai! Piede bello! Adesso ci prendiamo tutti sotto braccio, così, poco secondo, tutti sotto braccio, pronti, vai! Vai, parte va! Immagino! Tutti dicono che l'amore va braccetto con la follia, ma per uno che è già matto tutto questo che vuoi che sia. Tante volte l'incoscienza è la strada della virtù, litigare per amarsi sempre più. Ma girando la mia terra io mi sono convinta che non c'è odio, non c'è guerra quando a letto l'amore c'è. La voce! Com'è bello far l'amore da Trieste, com'è bello far Veda uno spettacolo! tanti auguri a chi tanti Mattia, tanti auguri Prezzo! in campagna
Trieste, come bello far l'amore, io sono pronta. Tanti auguri a chi tanti amanti ha, tanti auguri in campagna e in città. Come bello far l'amore da Trieste, l'importante è farlo sempre perché voglia. E se ti lascia lo sai che si fa. Trovi un altro Bello, che problemi non ha. trovi un altro Bello, che problemi non ha. Chi è che hai cominciato a fare le foto? Dite. Che problemi non ha. Mi vado a cambiare, via. Facciamo double pass, una di qua, una di là, vai. Vai, vai. Allora, bisogna andare su foto, poi gira questa, e la telecamera verso di noi, poi allunghi il braccio così va. Guarda, guarda, faccio io, guarda, così ci togliamo dalla luce. Patanata. Bene, vado a cambiare. Fronte Reggio. Aspetta, ecco lui. C'è mia moglie, devo dire di no. Ok, ok. Mente. Allora, intanto saluto tutti quanti, porto i saluti dell'amministrazione comunale della città di Jesolo, sono l'assessore al turismo Alberto Maschio. Volevo salutare Renato Max, il quale ho avuto il piacere di conoscerlo un po' di annetti fa, in realtà adesso senza citare il dove, in quel di Mestre, perché anch'io vengo da quelle zone, quindi ci siamo conosciuti. Di Barghera, però venendo a Jesolo ho preso l'azione, no? E quindi mi sono adattato al contesto. No, allora è un piacere riaverti qui a Jesolo. Quando mi ha chiamato il presidente del comitato Paolo Campardo sono corso volentieri per salutare innanzitutto Piazza Livo Alto, che devo dire questa sera mi ha stupito. Merito sicuramente tuo, merito della località, merito del comitato, che evidentemente merita un applauso, perché chi si spende per la località come fanno volontariamente del comitato vanno sempre prima di tutto ringraziati e applauditi per quello che fanno. Tu hai applaudito per la tua grande capacità, per le tue grandi doti, questo insomma non serve che sia dietro, evidentemente la piazza, il coinvolgimento della piazza è già la grande risposta che meriti. Quindi prima di lasciarti andare a cambiare, sei tutto bagnato, quindi per asciughi, volevo ringraziare anch'io insomma, le ragazze, intanto degli uffici cultura, dell'ufficio turismo, dell'ufficio commercio, che vedo lì in prima fila nascoste, perché senza i nostri uffici tutto quello che facciamo come città, come comitati non sarebbe possibile, quindi un grande ringraziamento va sempre alla macchina comunale, un grande applauso anche a loro. Avevamo un dono da consegnarti da parte del comitato, ci faceva piacere. Paolo, leggela tu da presidente. No, lo leggi tu, non si può Ti suggerisco. Allora, lo devo tirare, ma comunque a Max Pianta, grazie. E continui a farci divertire come questa sera. Grazie. Sono davvero onorato e stupito, perché queste qua sono veramente cose che poi anche da qualche anno, quando te lo vai a rivedere, rivedi anche questa immagine. Ragazzi, adesso uno alla volta, pian pianino, salite qua e vi fate questa bella vista, perché merita, veramente ve lo assicuro. Uno alla volta, trenino, ok? Grazie mille, una bella foto, chi è che me la fa? Io ho finito tutte le batterie per farmi le foto. Grazie. Senza di voi io sarei nulla. Grazie di cuore, grazie veramente tanto. Dietro questa maschera c'è un uomo e tu lo sai.
Stavo cercando di coniare un nomignolo per tutte le persone che mi vengono a vedere. Addirittura sono persone che mi seguono da 16 anni. Ecco, guarda, loro due l'hanno appena detto. E poi sono sempre discreti, non si fanno notare. Però devo dire, ho cercato questo nomignolo, Renato li ha chiamati Sorcini. Io invece ho detto, boh, mi seguono, li chiamo Seguaci. Però Seguaci no, mi sa che non era proprio indicato, si pensa alle sette, queste cose. Allora ho detto, li chiamo Fans. Però sono andato a leggere anche questa cosa e il Fans praticamente è diminutivo di fanatico, non mi piaceva nemmeno questa cosa qua. Allora ho pensato a questa cosa qui, io vi chiamerò i miei amici. Abbiamo una canzone splendida che Renato ha scritto esattamente nel 1981 e tutti la conoscerete, giusto? Allora questa la cantiamo insieme. Hai portato il cestino della merenda? Perché sono venuto all'inferno, pensavo di mangiare lì. Ok, va bene? Allora la canzone fa esattamente così. L'amico è qualcosa che più ce n'è meglio è qualcosa che ti fa sentire libero, da cantare sempre io con te. Poi L'amico è qualcosa che più ce n'è meglio è. può diventare Musica, cantare coro io e te. Era bella l'atmosfera che si è creata, però non era questa. Non era questa. La canzone, adesso bando alle ciance, dai. Facciamo un po' i seri. La canzone che avevo pensato era esattamente questa qui. Ci vorrebbe un amico per poterti dimenticare. Ci vorrebbe un amico per dimenticare il mare. Ci vorrebbe un amico qui per sempre al mio fianco. Ci vorrebbe un amico nel dolore, nel rimpianto. Poi andiamo subito al ritornello. Amore, 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 amore logico, amore disperato. No, eri sto piangendo, ma io ti ho perdonato. E che amor che nulla amato, amore, amore mio perdono. In questa nostra storia sono io che vado a fondo. Fantastico, fatemi un applauso, bravissimi, bravissimi. Allora, mentre facevo questa canzone pensavo, ma se io vi facessi tipo oppure vi dico non restare chiuso qui. E ora mi domando perché apro logo Cazzamà Renato Zero. Cioè, conoscete tutte quelle delle altre tranne che quelle mie, insomma. Andiamo con l'amico quello originale. Allora le prime note me le fate voi, ok? Dai, via! Il sole muore già e di noi questa notte avrà pietà. Voi.
È un'emozione tanto forte, veramente siete... Vai! Cercami come, in quando e dove vuoi. Cercami, è più facile che mai. Cercami, non soltanto nel bisogno. Tu cercami, con la volontà e l'impegno. Reinventami. Se mi vuoi, allora cercami di più. Tornerò solo se ritorni tu. Sono stato invadente, eccessivo lo so, il pagliaccio di sempre, anche quell'amore vero. Questa vita ci ha uniti già, troppe quelle verità che ci sono rimaste dentro. Oggi che fatica che si fa, come finta l'allegria, quanto amaro disincanto. A poi insultami, feriscimi, tu prendimi o cancellami. Adesso sì, tu mi dirai che uomo mai. No voy a negar la mia, ti aspetti. Fidati, che hanno preso gli anni ieri. Fidati, che sorprese non ne avrai. Sono quello che vedi, io pretese non. Se davvero mi credi, di cercarmi non smettere no. Questa vita ci ha uniti già, l'insoddisfazione qua ci ha raggiunti facilmente. Così muovi anche noi a non diventare mai una libertà indecente. Io sono qui, ti servirò, ti basterò, non resterò una riserva, questo no. Qual è tua alternativa, amore? Salvaci. Ha detto cugina. Io metto la crisi che giorni scomodo sì, perché non so la cinema. Adesso vieni a ballare. E parlerò, se sto movente non vivrei. Questo mi ha messo in moto la macchina una sera che l'ho lasciata con le 4 frecce 14 ore. Una volta o avevo più fiato o gli applausi erano più lunghi, non lo so, però adesso devo chiedere sempre se mi aggiungete l'IVA e quindi grazie veramente di cuore. Adesso allora chiedo un'ultima, non so, avevate letto comunque, no? Sulla locandina, un'ora di fitness gratuita con Max Pianta, cioè era proprio
Allora, freniamo perché li vedo ancora un po' freddini. Riusciamo a buttare giù quella staccionata se spingete con i piedi? Allora, vorrei fare questa cosa che è una magia. Vorrei che tutti vi prendeste le mani. Proprio tutti quanti, quelli vicini, anche voi, ci prendiamo le mani, anche chi non conoscete. Mia, qui a mano che adago neanche. Allora, cioè, io riesco a leggere, a sentire i vostri pensieri, ragazzi, quindi cercate di pensare bene. Allora, chiedo anche a quelli, vai via, ti bastava fare la figa un attimo così, è venuto ad abbracciarmi, dove dovete andare? Ma in vacanza? Allora che se in vacanza aspetta un'oretta, cosa cambia? A lui non piace il neato zero, dopo arriva anche Vasco, guarda, ok, dai, rimanete ancora 10 minuti e se andate via non me lo dovete far pesare, ok? Allora, vediamo, anche voi ragazzi, per cortesia, le mani, signorina, anche lei. Signorina, le mani anche lei. La Candida si prende in un altro modo. Garantisco io. Cioè, non si fida. Abbiamo avanzato dei guantini del Covid? No, niente, finito tutto. Allora adesso al mio 3 vi chiederò di sollevare le braccia, ok? Pronti? Ho detto al 3, ho detto. Niente. Prima non fa niente, dopo voglio essere i primi. Ci siamo? Pronti? Al mio 3, allora. 3. Via, niente, non riusciamo a... Vabbè, facciamo l'ultimo tentativo, dopo getto la spugna, ok? Anche voi, mi raccomando, tenete le mani, l'energia ci deve passare attraverso. Pronti? Allora, 1, 2, 3! Bisogna andare al cellulare, ma comunque io vi ho detto di alzare le mani, non ho detto di gridare. Cioè voi però fate quello che volete, è impossibile tenerli questi, Allora vabbè, facciamo così, chiudo e introduco questa canzone. Non so se è capitato anche a voi, tenetevi l'energia, non so se è capitato anche a voi. Io durante il periodo del Covid, quando mi sedevo così sul mio cavallo bianco e guardavo il battiscopa, guardavo la Buona Grazia, guardavo se è ora di cambiarla, ecco, proprio in quel momento lì mi è venuto questo spunto. Ho detto, oh, non si può più fare progetti così a lungo termine, no? Allora ho detto, io fraziono il tempo, quindi ho preso gli anni, li ho frazionati in mesi settimane in giorni in ore, le ore in minuti, i minuti in secondi, e poi mi sono impegnato ancora e ho frazionato i secondi in istanti. Oh, come questo che è già andato, come questo che è già andato. E allora non mi rimane che augurarvi che siano i migliori istanti della vostra vita. Penso che ogni giorno sia come una pesca miracolosa, e che bello pescare sospesi su di una soffice nuvola rosa. Io come un gentiluomo e tu una sposa, mentre fuori dalla finestra si alza in volo soltanto la polvere. C'è aria di tempesta. Sarà che noi due siamo di un altro lontanissimo pianeta, ma il mondo da qui sembra soltanto una moto da segreto. Tutti vogliono tutto,
ricorderanno per sempre. Sulle mani e cantiamo i migliori anni della nostra vita. La nostra vita qui ci ricorda che nessuna notte è infinita. A voi! Non faccio io l'applauso a voi, fermi, fermi. La nostra vita stringi forte che nessuna notte è infinita. A voi! Un applauso! Adesso che è stupendo, restate al buio, abbracciati e muti, come cugini dopo un incontro, come gli ultimi sopravvissuti. Forse un giorno scopriremo che non ci siamo mai perduti. E che quella tristezza in realtà non è mai esistita. Di nuovo, tutta la piazza, mani al cielo. La nostra vita, la nostra vita, stringimi forte che nessuna notte è finita. A voi! Grazie! 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 La nostra vita, stringimi forte che nessuna notte è infinita. I migliori anni della nostra vita. Da dove venite voi? E tutte queste pretese avete fatto così pochi passi? C'è gente che ha veramente attraversato l'oceano per essere qui questa sera e non mi fanno manco una richiesta. Voi avete attraversato la strada? Perché io ho visto prima fuori nei pergoli che sprizzavano forte perché sono qua che allora siamo davvero arrivati a... no, non me ne fanno male. Allora no, adesso devo fare questa indagine, scusa, è più forte di me. Sì. Quanti sono venuti qui per ascoltare Renato Zero? Quanti sono venuti qui per ascoltare Vasco Rossi? Quanti sono venuti qui per Max Pianta? E c'è una differenza abbastanza grande, direi, sì. Allora, prima del cielo, che con questo chiudo questo capitolo, mi è venuta voglia di fare una canzone autoctona, perché mi è venuto proprio così. Quanti non sono in grado di capire il dialetto veneto? Alzate le mani senza problemi.
Nessuno. Ah, siete 8 persone? Metteva un traduttore, uno in mezzo e dice e alla fine. Allora, adesso cominciamo a battere le mani, dai! Oh! Approfitto per farlo in dialetto. Auguri Cristiana! Cristina! Scusate. Ecco, mi imbarca qui fiori in vita a concedere dei pinzoni. Una vita, guarino, non mi dici che mi vuole Supremito, lì 8000 partitura, pido sul bastardo. Dopo un caffè, una birra e un libro, in mezzo al casino, dove sei parchi? Poi sei in via, voglio fuori di te. Poi, vogliamo vedere i bifai, vogliamo vedere i bifai, vogliamo vedere i bifai, vogliamo vedere i bifai. Le mani, le mani! Podeme ver el maestro. Fin poco tempo prima, viaggiando sul paesante non è prevolante, invado nel ristorante, avevo sul ponte sti fuori, a piedi che va a vedere i pinfori, ridere e mi dice mia mamma dove vuoi andare, di qua sei proprio stopai, andiamo a vedere i pinfori, 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 allora quando faccio andiamo a vedere i pinfori, ok? Pronti? Fai un po' più veloce, no, perché è troppo lunga. 8. Mojito! Doppio mojito, 7 a gola arsa. Attenzione. Persi per persi, andiamo a cocciuarsi, andiamo all'inferno a imbriagarsi. E l'anno a Venezia è piena di gente a tocchi, qui tocchi si coppi. E tanta ma tanta. No, cioè. Guarda che la gatita è no, che dopo non si dica che l'artista per far ridere dice parolacce, cioè no, sta tanta ma tanta ora la su commisso mese roste, mese in coma e si vede mattina, chi si oggi in mezzo a calca mai vista ho fatto il giornalista e che ospito sulla intervista su sto cazzo di concerto dei Pink-Floyd andiamo a vedere i 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 Pink-Floyd facciamo un applauso al pianista sei un mito. Attenzione che viene la parte più, cioè io questa l'ho fatta qui soltanto perché so che qui avete veramente la Harley. La Harley che è una Harley. È vero o non è vero? Una spisa sul palato. Allora, adesso io dirò che sono convinto che qui il coro è. Domanda, siete qui per i Pink Floyd? Risposta! Scusate, devo andare un attimo non ci è mai capitato, ragazzi, abbiamo cantato anche a San Stae e non la sapevano e voi siete stati incredibili, fatevi questo applauso che lo meritate con tutto il cuore, anche una parte di intestino. Vai, allora. Ritenete giusti concerti di queste dimensioni proprio a Venezia? No, Aspetta che sa tutto. Ascoltare che te paghiamo ogni tanto, vedi. Ritenete giusti i concerti di queste dimensioni proprio a Venezia? No, perché la città è messa piccola, però è gratis. Busca di tiri! Grazie! Se mi fuga mai. Mani! Vi posso chiamare sul palco un attimo? Perché adesso ho bisogno proprio di queste due. Venite, fate il giro. Ragazzi, facciamo un applauso perché sono veramente sensazionali.
Guarda che anche atletiche le abbiamo trovate. Anche due. È andato il menisco, ragazzi. Ho proprio visto. Allora. Attenzione, applausone. Hanno imparato il copione. Do coccone dai che il mio di buone mettisse quel passo semi strascinato semi buono semi chic semi freak che gridano Io Venezia la odio. domanda perché odi Venezia Perché fa schifo. sarebbe a Porteasso dici che energumeni assieme alle due tissie mi guardano molto minacciosi e mi passo via e mi passo via e mi ora sei 5 di che sei stato a casa vado su e rido per non piacere e siete scattoria ti sei qualcosa e non ti vedi che sei uno di chi pai che sei da vedere i Pink Floyd e sei uno di chi pai che sei da vedere i Pink Floyd poi andiamo a 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 vedere i Pink Floyd facciamo un applauso a Silvia e Giorgia piace davvero un mojito io mi porto a tutti l'acqua e il mojito che ha mojito devo portarmi acqua mojito era sottile va bene che sono una pianta e l'acqua mi farebbe mia tanto male mamma posso bere un mojito? Posso bere un mojito mami? Ho denti stretti ragazzi allora adesso facciamo una cosa unica per il suo genere so che le persone che hanno prenotato i posti davanti e che si sono buttati qua per primi sono degli individui che hanno il Samsung, quasi tutti quelli che vengono davanti, quindi gentilmente tirate fuori il vostro Samsung, chi ce l'ha anche dietro lo tiri fuori gentilmente, grazie. Quindi e andate sul menu impostazioni e trovate torcia, ok? No, solo manca la torcia ragazzi. Guarda che roba che si scopre stasera 12 allora dai che vi state divertendo guarda il sorriso fai finta di divertirti ogni tanto così bene dai allora Samsung fuori Samsung è sceso con le vendite il Samsung allora guardate che parlo anche con quelli dietro capite anche se parlo in italiano sì ok vai allora bravissimi vai. Ci creiamo il nostro firmamento qui bravi ok adesso la seconda categoria è quella che praticamente sono quelli tutti seduti là all'inferno sì e sono quelli che si mettono lontani dalle casse non si mescolano con la plebe stanno lontano dietro o seduti sono i ricchi e i ricchi hanno l'iPhone il 14 Pro Max allora chiedo ai ricchi di tirare fuori il loro telefonino grazie non serve manco che vadano su menu impostazioni basta che dicano oh Siri torcia si accende il faro di Santa Maria di Leuca cioè incredibile però guardate osservate non li accendono subito se no i sacri ricchi i pareti guarda questi due ricchi proviamo a stendere bene adesso guarda abbiamo creato un ottimo firmamento quasi fantastico siamo più o meno al 50% 55% l'altro 45% è formato da i poareti sì e i poareti per quanto adesso sia sito l'Oppo il Xiaomi i poareti ga il Huawei
Chiedo a tutti i parenti di tirare fuori il loro telefonino. Guarda, sono fiero di essere povera! Ok? E per loro, per accendere la luce, dovete pedalare perché va a dinamo, ok? Non può avere tutti i vantaggi, ovviamente, bravi. Proviamo, ultimo, vediamo, ci siamo? Bel colpo d'occhio, bellissimo. Allora, ma ne mancano ancora circa un 20%. E il 20% è costituito da... No, dai taccagni, spilorci, che non vogliono regalarmi manco un 2% di batteria, perché hanno paura che il Google Maps non li riporti a casa. E abita qua, io sul paese, io sul lido, qualche dun riva proprio Eraclea. Ma dai, forza, tirate fuori tutti i telefonini, siete bellissimi. E allora abbiamo creato il nostro firmamento, il nostro piccolo cielo, un cielo personalizzato per noi, per questa serata meravigliosa. Grazie a tutti quanti di aver contribuito a rendere questa serata speciale. Non potete applaudire, vuol dire che non hai il telefonino acceso? Oppure se è percosso così, potrebbe anche essere. Bene. Spegniamo tutte, bravo, alziamo. No, voi continuate. Fate così lentamente, tutti a destra. Quante volte ho guardato al cielo, ma il mio destino è cieco e non lo sa, e non c'è pietà per chi non prega e si convince che non è solo una macchia scura. Quante volte avrei preso il volo, ma le ali le ha bruciate già. La mia vanità e la presenza di chi è andato già, dandomi la libertà. Se il 12 agosto del 2023 anche tu non ti unisci a questa compagnia di persone che al posto del cuore c'ha un organo ancora più grande, c'ha una sorta di tamburo, un tamburo che batte all'insegna dell'amicizia, un tamburo che batte all'insegna dell'amore, perché il vostro cuore ama, ma io amo tutti quanti voi, grazie!
Ho perso le parole. Grazie. Un bacione. Allora, non potevo mandarvi a casa. Che ore sono, giusto? Perché fino a che ora ci hanno pagato, Pippo? Fammi capire? È un dato importante questo. Voglio ringraziare questi due vestiti da Titti, da Titti, In primis ho conosciuto loro e dopo se vieni in camerino conosco anche te e poi ti ringrazio. Allora, voglio ringraziare tutti quelli con la maglietta gialla, veramente. Queste persone si prodigano per il territorio, lo amano. Io sono stato una sera a parlare con Paolo e veramente ho capito che una persona quando si mette in testa una cosa e diventa caparbio, perseverante, diabolico, tu sei stato in grado di fare tante belle cose per questo territorio, per questa piazza, per quell'interno dove ci sono le case che avevano bisogno di fognature, ha bisogno di parlare con la gente e lui ha risolto un sacco di problemi rendendo questo posto meraviglioso e lo vuole tenere vivo. E poi voglio, grazie, l'applauso per Paolo. L'altro applauso va per Sergio che è salito per attaccarmi le gigantografie, non c'era una scala, posso dirlo che magari dopo in arresta. Ha preso una transena così, l'ha girata, è andato su, cioè così. Però cioè, era lì veramente che ha rischiato per me perché io sono arrivato tardi, quindi veramente grazie per tutto quello che avete fatto e ovviamente tutti gli altri ragazzi uguali con la maglietta gialla colore Titti del volatile, insomma, che con Renato Zero si sposa veramente bene. Grazie di cuore. Poi voglio ringraziare Gigi dell'Inferno, che è un amico con il quale abbiamo sfidato, ci siamo messi degli obiettivi e ci siamo sempre riusciti. Veramente l'applauso grande per il mio amico Gigi e tutto il suo staff. Vai. Adesso che se non volete dirmi che ore sono, ok, allora fino alle 3 possiamo suonarmi a vedere. No. Ok, allora fino alle 3, ok, perfetto. Allora adesso chiedo a tutti gli ospiti che sono stati seduti tutta la sera, non hanno fatto dici tu le parolacce, com'era? Ok, con 2 Z era. Tutti in piedi, grazie. Grazie, dopo che vi siete riposati 2 ore e mezza. Ciao Roby. Che vi siete riposati per 2 ore e mezza, tutti in piedi come per magia e guardate che sto parlando anche con voi. Dai, su. Allora, il movimento da fare è quello lì. Vieni un attimo, scusami, che sei anche per vedere, vieni qua, gentilmente, sì. Io, proprio io, invece parli con me? Sì. Vieni, come ti chiami? Massimiliano, sali, guarda, 2, tac. Altro che no. Massimiliano, è una cosa semplice, proprio dopo vai a Pola. Allora, sai perché ti ho scelto? Sai perché ti ho scelto? Perché secondo me tu hai fatto il ballerino cubista. Che bella l'umiltà così nel terzo millennio, veramente non si trova più. Allora, quindi, è tutta roba tua questa. Allora, il movimento da fare, e voi dovete fare altrettanto, quindi dovete unire le caviglie, gentilmente, grazie, mani ai fianchi. Il movimento da fare è genuflettere in modo alternato entrambi i legamenti degli arti inferiori, battere a tempo le mani durante la strofa, facilmente durante il ritornello, cantare una parte di esso, ok? Via, ci siamo. Ok? Voi dovete fare altrettanto, scusate, allora, hai capito? Dai, allora rifacciamo, quindi devi mettere le mani ai fianchi, unire le caviglie, voi fate altrettanto, scusate, via. Allora il movimento da fare è genuflettere in modo alternato entrambi i legamenti degli arti inferiori, battere a tempo le mani durante la strofa, facilmente durante il ritornello, cantare una parte di esso, ok? Via. Ci siamo? C'è per caso un medico qui che lo aiutiamo con magari un integratore, così. Gli hai suggerito. Sapevi che lui batteva il record? Una volta ci ho messo 29 minuti con uno. Quindi vai, hai capito? Perfetto, vai. Quindi vai, esci da questo corpo! Bravo, perfetto. Allora,
il movimento, anche voi ragazzi, vi fa benissimo, cioè vi dico, domani funzionerà tutto l'organismo in maniera completamente... Lei tolga le mani da dietro, scusi. È così. Ogni tanto me l'hai ripreso, sì, e dopo me li riguardo, mi faccio quelle risate. Voglio anche ringraziare Giovanni che farà un video speciale di questa serata. Giovanni Rossini, ogni volta che vengo qui fate quei video meravigliosi, l'applauso è forte! Pensate che è il video che ha fatto lui nel 2018 che abbiamo suonato qui, è il mio video con più visualizzazioni, pensate, quindi veramente grazie Giovanni di cuore. Quindi Massimiliano, ritorniamo a noi, quindi mani tutti ai fianchi, caviglie unite, genuflettere in modo alternato, entrambi i legamenti degli arti inferiori, battate un po' le mani durante la stop, possibilmente durante il ritornello, cantare una parte di esso. Se riuscirete a farlo, d'ora in poi potete giocare anche solo con la musica, perché sarete dei veri campioni di... Signori, mi aveva dato l'impressione che gli piacesse lo spettacolo, invece appena messo a girare mi ha piantato sta coltellata qua in mezzo alle scapole. Sono quasi 20 anni che cerco di imitare Renato Zero, ma è scambiato ancora per Cecchetto. C'è tutta la tua cattiveria. Del triangolo! E allora, pronti? Genuflettere, vai! Vai, passi! Pronti, vai! L'indirizzo ce l'ho e il movimento non è un problema, ti telefonerò, ti offrirò una serata strana, sì, sarà più, sai, 4 dischi, un po' di whisky, massimo, sarò grande, vedrai, farmi spazio e non che maschio sei, come hai portato con te il suo dono, mi spieghi qual è, io volevo incontrarti da sola, se mai, mentre lui chi è, lui cos'è, già è difficile farlo con te. Tutti avanti, venite tutti avanti qua, vai. Anche voi. Il finale lo facciamo via dalle sedie, ormai non ve le ruba più nessuno, venite, dai, venite. E Gerard Taccai, venite. Non mi aspettavo, sali dalla stazionale. Un rapporto un po' più normale, nuove veicoli, anche voi. Mamma mia, altro che Meggiugorri, guarda che roba. Anche voi qua, dai. L'atteggiamento che dovrò adottare mentre io rischierei. Dai, tutti, vai! C'è lui, non è il mio tipo. Allora chiedo a tutti gli ospiti di sollevare le mani e di battere il tempo, e chi non batte le mani non arriva domani. E per quelli che si ostinano e che non battono ancora le mani, ragazzi, no, siamo vertica. Lui è, lui cos'è, lui è. Non l'avevo considerato,
rifarebbero. Poi! Jesolo, Bortellazzo, Inferno, Paradiso, siete meravigliosi! Signora, dopo mi dica dove lo guarda il video, in bagno o in camera? Sì, pronti! E questo è il ballo che unisce tutte le compagnie! Venite da voi! Si parte col dito destro, mano destra, dito indice, mano destra, che si allarga verso destra, ok? Poi sinistra e si allarga verso sinistra, ok? Pronti? Pronti? Siamo vestiti uguali, hai visto? Cioè, vai! Doppio clic! Doppio clic! Mi raccomando, fallo a tempo, Doppio clic! Destro, sinistro, fianco, chiappa! E ricominciamo. Doppio clic! Siete meravigliosi. Doppio clic! Guarda che l'ho alzato così, vai! Destro, sinistro, fianco, chiappa, facciamo. Madonna, fate già fatta questa, una settimana di ferie. Vai, pugnetto, vai. Di nuovo, mani al cielo. Siete uno spettacolo. Di nuovo, pugnetti. Pugnetti, no, pugnetti. Su, di nuovo. Doppio clic. Doppio clic. Dai che ce la fa anche lui, vai, dai, che c'è parte, vai. Sinistra. No, è dopo. Attenzione, c'è un'emergenza qui. Ho visto partire come un coniglio a mano. Attenzione, cerchiamo di sanare questa esigenza, non lasciamo le persone così in difficoltà. Facciamo. Sulle mani. Sulle mani. Luigi, vai, vieni qua. Fa caldo, sono sporco. Continuiamo. Doppio clic. Fino al buonito. No, signorina, anche lei è qua, attenzione, non facciamo troppa pubblicità, però ho visto che anche lei, insomma, non importa l'aspetto, c'è il bisogno è un'altra cosa. Faccio. Guarda Massimiliano, guarda cosa sei un amore, ti amo. La carta è tutto, non la fa. Qualcuno ancora non sa. Il movimento è su, giù, di qua e di là. Questa cosa me la diceva mio papà. Figlio mio, su, giù, di qua e di là e la vita ti sorriderà. Allora, Cino! Cambio Cino! Ho visto persone che non si muovevano da 40 anni, abbiamo fatto la riabilitazione questa sera, ragazzi. Abbiamo la nostra energia, è l'energia più forte del mondo, questa è l'energia buona, sana, fa bene, curativa. Grazie, Bortellazzo! Dai, questo è bello, questo è bello.
questo è bello, oh, è sacra baratica. Allora, adesso si parte, si va tutti a testa con tre passi, pronti? Ok, fermi. Ahora sí, los premios del swing. Pronti con la fa, y vamos tutti a destra, dai, pronti? 1, 2, 3, 1, 2, sapevo che la destra era la vostra destra. E se cadate, chiamala una, si sono anche delle capocciate qualche prove A mí me gusta ver con la sabrosura con que esa morena mueve la cintura. A mí me gusta ver con la sabrosura con que esa morena mueve la cintura. Y a mí me gusta ver su delicadeza, la mano en la cintura y otra en la cabeza. Y a mí me gusta ver Antonio, vieni a ballare, portami mamma, portami mamma. y otra en la cabeza. Cuando llega el baile llama la atención. Tiene el escenario, ella se roba el show. Baila con su estilo como Vuoi che le tengo la borsetta? Anche il... Via. Pronti? Esatto, 1, 2, 3, gamba. Di nuovo. a mí me gusta ver con la sabrosura con que esa morena mueve la cintura. A mí me gusta ver con la sabrosura con que esa morena mueve la cintura. Cuando llega el baile llama la atención. Tiene el escenario, ella se roba Paolo, mi dici tu, con su estilo como un figurín. Attenzione, parte interessante, pronti, vai! Y tiene swing y baila swing y goza swing. Qué lindo swing. Allez, gli uomini. Swing y baila Allora, sto swing. Qué lindo dai che una birra, oh, super colpi, Giro. moviendo las caderas, moviendo las caderas, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha. Derecha uguale destra, derecha, ok? Scusate, non so che è derecha, è un'altra roba. Moviendo las caderas, moviendo las caderas, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha. 3 colpi! Swing, swing, swing. Non è un movimento di braccia, no, ve lo dico perché a grana sagitale. Y a mí me gusta ver su delicadeza, la mano en la cintura y la otra en la cabeza. Y a mí me gusta ver su delicadeza, la mano en la cintura y otra en la cabeza. Cuando llega el baile llama la atención. Tiene el escenario, Siete uno spettacolo. baila con su estilo como un figurín. Por eso que yo digo, Attenzione, dai, fallo vedere, vai! y tiene swing y baila swing y goza swing. Qué lindo swing. Y Mi tiene raccomando, attenzione ai 3 colpi finali, pronti? Vai, 3 colpi! Occhio alla schiena, moviendo las caderas, moviendo las non salire. moviendo las caderas, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha. Moviendo las caderas, moviendo las caderas, moviendo las caderas, moviendo las caderas, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda. Swing, swing, swing. Allora dopo di questa, no ma guardate che siete fantastici, fatemi vedere, movimento di caviglie, 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 poi faccio, vai! Non volevo parlare prima perché mi demoralizzo dopo. Ho visto gente, ma solo altro. Ci sono gli irriducibili, Mani al cielo! Oh, oh. Ora piedi!
Avevo bisogno di una bella rimboccata dell'energia buona e voi me l'avete data. Los Cerrados.
se ne frega di tutto, sì. Il Gimme! Voglio la vita che non è mai travi, quelle che non dormi mai. Voglio la vita. Vedrai che vita vedrai. Mica sono i nostri fonici! Il fonico Luca! Alle luci Simone! E poi ci troveremo dove stare a bere whisky all'ossica. Solo per abbracciarmi, dai, tu sei il mio amore segreto, non ditelo a nessuno. Quello che fai? C'è un grande amore. Me l'ha preso qui. Sbaglia ancora, se prima problemi. I pensieri due volte non hanno dovuto impazzire. Attenzione! Oh, un particolare! Solo per farti guardare! Un basco siete arrivati, Malambrire! Malambrire! Chi non salta Spingiamo per non far rumore, quando vedi di sera ti svegli il professore. Sei cara come un'alba, sei fresca come l'aria. Diventi rossa se qualcuno ti guarda, sei fantastica, non sei loca. Ne ho i problemi, ne ho i pensieri. E bisognosamente non metti mai niente che possa tirare attenzione, un particolare, solo per farti guardare. Con la faccia pulita cammini per strada, mangiando una vera, con i libri di scuola, ti piace studiare, non devi vergognare. Quando guardi con quegli occhi grandi, forse un po' troppo sinceri, si vede quello che vedi. Quante volte due pensieri strani, con una mano ti sfiori, tu sola dentro la stanza, e tutto il mondo fuori. Grazie!
Mi ringrazio io, sono Max Pianta, non dimenticarmi, Facciamo l'ultima, dopo veramente. Ciao! Vieni con me, che tu stia pensando su. Vieni su che facciamo il balletto, vieni. Vieni, facciamo il balletto, vai! È il momento che tu sia lui che accordi quattro. Lui che per te, gli altri che ha preso. Gli altri sì che ha preso. Pronti? Oh, ma che ti sento dentro come un puido. Quando ti vedo ballare, non la guardare. No, potete dopo. Fammi vedere. Fammi godere. Si saltasse, vorrei stringerti le braccia intorno al collo e baciare. Vorrei possedere sulla poltrona di casa per corridore, con tutto il necessario, poterti straniero, perché tu vai, veloce come il vento, quante espressioni dico di me. Non sul tuo volto. Fammi godere. Con le illusioni e vivo di emozioni, tu sei mio di darmi, perché tu vai, veloce come il vento. Ci siamo! Quante espressioni di godire sul tuo volto e si salta! Fammi morire. Fammi capire. È già in transizione, non c'è un problema in transizione, è come transizione.
coreografia da sballo. Sono arrivati tutti i maschi, ho visto le donne. Adesso sono tornato io, donne. Donne! È arrivato la rutino. Aiuto io. Saltami in groppa, ti provo. Ole, salva! Sono cadute di traghetto verso l'inferno! E con questa veramente buona no, fai il pezzo, fai il pezzo, fai il pezzo! Guarda, guarda, aspettano quello! Parti subito perché siamo fuori tempo massimo, non possiamo più fare, abbiamo fatto già tardi, prendiamo le multe. I've got the message for you from my heavenly Father about visualize peace, better, joy, and happiness. Let's be your soul, just brother and sister. Let's sing, come on now. Let's sing, come on me. Let everybody know he's there. And come on, listen to me. Come on, brother and sister. Sanctify, sanctify, sanctify your soul. Angelo! Che lo sei, che lo sei! I got the devil in me. Vai Simpe! Io vado in mezzo al pubblico adesso, basta. Condomino venendo in italiano. Ah no, è arrivato! Ma non c'è pace qua giù. Li ho sposati io! Accendi un diavolo in me, perché c'è un diavolo in me, baby, oh se c'è un diavolo in me. Signore, sono Francesca, giusto? Ah! E Francesco, San Francesco! una cosa mi fai, accendi un diavolo in me, accendi un diavolo in me, perché c'è un diavolo in me, baby, forse c'è un diavolo in me. A voi grazie! Salute tuoi, oh you, che faccende, che confusione, you, aspendoci che oh you, può accendi me, che confusione, che che non siamo dei santi, le sensazioni del suolo sono cose piccanti, vedi da prendere amore, accendi un diavolo in me, accendi un diavolo in me, perché c'è un diavolo in me, baby, forse c'è un diavolo in me. Grazie a voi a tutti! Le mani per Cimpe! Oh! 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 Ciao Enzo! Oh you, Grazie di essere venuto qui! Vuoi la foto? E stringetevi proprio con gli stili perché adesso non sono più Renato Zero, adesso esco dal personaggio. pace qua giù, è una questione di peni, sei proprio un angelo tu, che accendi un diavolo in me, tu che accendi un diavolo in me. Dai, hai capito? Ti ho portato bene. Forse c'è un diavolo in me, perché c'è un diavolo in me, A voi, grazie a voi. perché c'è un diavolo in me, E devi fare l'album di matrimonio. forse c'è un diavolo in me. Let's go! Mi stai fotografando un'altra cosa secondo me, cioè, guarda che ho il perizoma che ha della gomma piuma, non è tutta... Avevo detto che non c'era tutta roba sua. Max numero uno, Max! Grazie Cibe! Sei il numero uno!
I love you. Sì, perché voglio un mondo di bene, adesso vengo da te, sto a sia da mattina perché devo smaltire tutta l'adrenalina che ho. Ricordati di me. Ah sì, è scritto la... Ragazzi, veramente adesso dobbiamo fare i bravi e adesso non possiamo più fare casino, adesso possiamo bere, fumare, per bene fare tardi accidenti. Guarda che con le curve con i sbagli si sta sciolendo. Oh, ma chi è? Ma chi sei? Cazzo, no, Se lo merita, se lo non dillo tanto al microfono perché dopo sì. Bravissima, deve stare un po' di lei.